sul corpo di Mattia Caruso, il giovane accoltellato dalla fidanzata Valentina Boscaro ad Abano Terme. Il 31enne non si è difeso, fatale un unico colpo al cuore. La ragazza resta ai domiciliari. Si terrà domani mattina in carcere a Treviso l'interrogatorio di garanzia di Steve Quintino, il 19enne arrestato dopo il sabato di follia tra Riese e Fonte. La difesa del ragazzo intende chiedere una perizia psichiatrica. Ancora una vittima sul lavoro nel Veronese, elettricista 40enne di Bosco Chiesanuova, travolto e ucciso da un mezzo in manovra all'interno di un'azienda di Montorio in cui stava eseguendo dei lavori. E nella Marca trevigiana sono le strade a continuare a causare decessi. Ad Asolo, nello scontro tra una moto e un'auto condotta da una 25enne, ha perso la vita nel pomeriggio un agricoltore di 48 anni di Altivole. Profondo cordoglio in Veneto e nelle comunità trevigiane all'estero per la morte di Don Canuto Toso, fondatore della Trevisani nel Mondo. I funerali mercoledì a San Niccolò, trasmessi in diretta su Antenna 3. Accoglienza tiepida in Veneto per il Comitato del Nord, il nuovo soggetto politico lanciato da Umberto Bossi per ridare vigore alla richiesta di autonomia. Per i militanti quello che serve è un vero confronto tra base e vertici della Lega. Domenica di flash mob a Padova, la città è stata animata da 3 diversi eventi che si sono svolti nelle piazze del centro storico e dei quartieri, performance itineranti di fronte agli occhi di cittadini e turisti. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Dunque questi i titoli principali di oggi, ma vi mostriamo subito in apertura il sondaggio di questa sera che ruota intorno alle voci sul Toto Ministri, sulla futura formazione del governo che dovrebbe essere affidato a Giorgia Meloni. Il quesito al quale vi chiediamo di rispondere è questo: Salvini, ministro dell'Interno, siete d'accordo? Se la vostra risposta è sì, numero è lo 0422 1626 691, 0422 1626 690 se la vostra risposta è no. La telefonata è gratuita, è sufficiente uno squillo perché la vostra risposta venga correttamente registrata all'esito questa sera nel corso di Ring. Siamo alla cronaca, eseguita l'autopsia sul corpo di Mattia Caruso. Il ragazzo non si è difeso, la fidanzata Valentina resta ai domiciliari. Mattia Caruso non si è difeso, è stato colto di sorpresa e ucciso con un'unica coltellata al petto. Sulle sue braccia non ci sono ferite o ematomi che proverebbero un tentativo di difesa. Questo quanto stabilito dall'autopsia sul corpo del 31enne ambulante, ucciso una settimana fa dalla fidanzata Valentina Boscaro, che ha confessato il delitto. La ragazza 31enne ha colpito Mattia Caruso con un unico colpo preciso al petto, inferto con forza. La lama del coltello ha trafitto il cuore, provocando un'emorragia che non gli ha lasciato scampo. L'uomo non ha nemmeno tentato di bloccarla perché non si aspettava di essere colpito. Per completare gli esami ora si attendono gli esiti dei test tossicologici. Ma perché stavano litigando Mattia e Valentina? Il movente del delitto è il tassello del puzzle che ancora manca. I due stavano insieme da un paio di anni, la loro era una relazione burrascosa, lo hanno testimoniato familiari e amici. Secondo la ricostruzione fatta da Valentina Boscaro agli inquirenti, lei avrebbe colpito il fidanzato dopo la festa nel locale ai Laghi di Montegrotto per difendersi perché da tempo lui era diventato aggressivo. Ma come sia partita la discussione che ha portato al delitto non è mai stato chiarito. La ragazza ha raccontato di maltrattamenti, di essere stata picchiata, ma non ha mai sporto denunce in passato. La famiglia Caruso non crede a nessuna parola della 31enne che dopo l'interrogatorio di convalida del fermo avvenuto sabato resta agli arresti domiciliari. Si terrà domani mattina in carcere a Treviso l'interrogatorio di garanzia di Steve Quintino, il 19enne protagonista di un sabato di follia tra Riese e Fonte. Procura che al momento non ha dato ancora il nulla osta per i funerali di Mario Piva, il ciclista ucciso dal giovane nella sua folle corsa in auto. È il giorno del cordoglio in casa Piva a Loria. Per tutta la mattina si sono avvicendati parenti e amici della coppia per dare sostegno alla moglie del ciclista falciato dal 19enne Steve Quintino nella sua folle corsa di sabato mattina. Cordoglio nella riservatezza, come ci conferma al termine della visita uno dei conoscenti della coppia. No, non so niente perché siccome loro vogliono avere proprio, di conseguenza non sono neanche in grado di dirti niente. Mi dispiace proprio, no. Comunque gli ha portato la solidarietà. Sì, capisco il vostro lavoro. Però ecco. Comunque affranta la signora. Sì, dai, comunque va bene, dai. Grazie. Grazie a te. A Riese invece il sindaco ha fatto visita con l'assistente sociale alla famiglia di Steve Quintino. Un nucleo familiare che noi conosciamo da molti anni, come dicevo nei giorni scorsi alla stampa, che i nostri servizi sociali hanno seguito, ma è da qualche anno insomma avevano intrapreso anche una via
di miglioramento con i tre ragazzi che lavoravano. Adesso si trovano di fronte a una tragedia anche loro, purtroppo, oltre a quella del povero signor Piva, e noi non li lasceremo soli, insomma. Il primo incontro oggi in carcere con Steve Quintino da parte dell'avvocato Paolo Miotti, che ha trovato il giovane alquanto confuso e distaccato dalla realtà. E se sul fronte giudiziario rimangono le accuse di omicidio stradale, duplice e tentato omicidio, oltre che di rapine, lesioni, resistenza pubblico ufficiale, dall'altra parte si fa sempre più strada l'ipotesi di una perizia psichiatrica a breve, che stabilirebbe l'incapacità di intendere del 19enne. Confermata la traccia di cannabinoidi nel sangue del giovane, che però potrebbero essere residuo della sedazione pesante fatta sul posto all'atto dell'arresto. Domani ci sarà l'interrogatorio di garanzia da parte del magistrato titolare delle indagini, al quale difficilmente Steve sarà in grado però di rispondere. Procura che non ha ancora dato il nulla osta per i funerali del ciclista ucciso, mentre Barbara Zandonà, la mamma dell'omicida, pare abbia chiesto anche al sindaco Guidolin di intercedere con la famiglia di Mario Piva. Qui entriamo in una situazione molto delicata e sensibile, non sta a me dare la possibilità alla mamma di poter chiedere perdono, spero di sì, però ovviamente sarà la moglie di Mario Piva a decidere se e quando poterlo fare. Ancora un incidente sul lavoro in Veneto, un elettricista quarantenne morto nella frazione di Montorio, è stato investito nel parcheggio esterno dell'ingresso di una ditta per causa in corso di accertamento. L'operaio, che non era dipendente dell'azienda ma doveva eseguire dei lavori, è stato investito da un autocarro in transito ed è morto per le gravi lesioni subite. La vittima abitava a Bosco, Chiesa Nuova. Sono ora in corso gli accertamenti da parte dello Spisal, dell'USL Nove Scaligera e dei Carabinieri. E tragedia della strada, l'ennesima tragedia della strada nella Marca trevigiana è accaduta nel pomeriggio ad Asolo, uno schianto tra una moto e una Lancia Y. Il grave incidente è avvenuto nella zona artigianale in via Enrico Fermi. La vittima è il Centauro, 48 anni, imprenditore agricolo di Altivole. Troppo gravi le lesioni riportate dall'uomo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del SUEM di Crespano e la polizia locale di Asolo. Secondo una prima ricostruzione, l'auto guidata da una 25enne non avrebbe rispettato la precedenza in una rotatoria. Entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro, mentre la patente dell'automobilista è stata ritirata. Sul caso la Procura della Repubblica aprirà un fascicolo per omicidio stradale. 2 parapendi sono precipitati nel pomeriggio a Borso del Grappa, nel Trevigiano. Il primo intorno alle 15:30, ferita in modo molto grave una 46enne originaria della Repubblica Ceca, trasportata con l'elicottero del SUEM all'ospedale di Treviso. Illeso invece il pilota del secondo parapendio, precipitato intorno alle 16:15 sempre sul Grappa. Ed è in gravi condizioni una 48enne padovana ferita ieri pomeriggio in un incidente di volo. La donna era all'interno di un velivolo Cessna 172 precipitato al suolo in provincia di Mantova. Il bilancio è di un morto e 3 feriti. L'impatto è avvenuto a Ponte 21 a Curtatone. Ancora sconosciuti i motivi che hanno provocato l'incidente. I 4 avevano noleggiato al campo di volo l'aeroplano. A perdere la vita è stata una donna di 34 anni di Verona, moglie del fratello della padovana, rimasto anche lui ferito, così come l'amico pilota. Sull'incidente è stata aperta un'inchiesta. Derubava e maltrattava l'anziano marito. Una donna straniera è stata rimandata nel suo paese d'origine, era anche stata portata in carcere. Si è fatta sposare per interesse e poi maltrattava l'anziano marito. La polizia ha rimpatriato nel paese d'origine una cittadina extracomunitaria detenuta nel carcere femminile della Giudecca, dove stava scontando un cumulo di pene per furto e maltrattamenti in famiglia. La donna, socialmente pericolosa, era irregolare sul territorio nazionale perché destinataria di un decreto di rifiuto del permesso di soggiorno per motivi familiari. Sbarcata a Lampedusa nel 2011, dopo 2 anni aveva ottenuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari, che non le era stato più rinnovato. Nel 2018, dopo essersi sposata, aveva fatto richiesta di un permesso di soggiorno per famiglia, ma il personale dell'ufficio immigrazione, nell'acquisire la pratica, si era insospettito sulla genuinità del matrimonio.
matrimonio. I due sono stati convocati in questura, dove il marito aveva ammesso di aver chiesto alla donna di sposarlo per usufruire gratuitamente della sua assistenza, visto che non poteva permettersi una badante. Dopo pochi mesi era terminata anche la convivenza tra i due perché lei lo maltrattava. Inizialmente è stata allontanata dalla casa familiare con divieto di avvicinamento, poi portata in carcere. Controlli straordinari dei carabinieri di Vicenza nelle zone calde della città, posti di blocco, appostamenti e anche un elicottero a sorvegliare dall'alto. 70 carabinieri impegnati per quasi 24 ore nel controllo delle zone più calde della città. I militari del comando provinciale di Vicenza, infatti, sono stati impiegati in un servizio straordinario di controllo, con l'aggiunta, rispetto alle normali attività, di personale in abiti civili e di un elicottero del nucleo di Belluno che ha fornito supporto aereo. In questo modo i militari hanno potuto battere contemporaneamente le zone più degradate del centro e le cosiddette piazze di spaccio. Sono stati effettuati posti di controllo lungo le strade e durante le ore serali e notturne sono inoltre stati effettuati controlli con l'utilizzo dell'etilometro e del personale in borghese. 2 esempi: un 37enne nigeriano è stato fermato in Campomarzo in flagranza di spaccio. In Italia senza fissa dimora e irregolare, già noto alle forze dell'ordine, aveva 8 dosi di cocaina e denaro contante ritenuto provento della vendita di droga. È stato trasferito in carcere. Un nigeriano di 33 anni invece è stato notato muoversi con aria sospetta e controllato e si è scoperto che doveva scontare una pena di 2 anni per spaccio, reato commesso in Toscana. E poi un'auto che ha forzato un posto di blocco a Vicenza Est, inseguita dalle auto dei carabinieri e fermata in zona industriale. Alla guida un veneziano 25enne con un tasso di alcol nel sangue più del doppio del consentito. In totale 30 le auto controllate e molte le sanzioni per non aver rispettato il codice della strada. Siamo alla politica, accoglienza tiepida in Veneto per il Comitato del Nord, il nuovo soggetto politico lanciato da Umberto Bossi per ridare vigore alla richiesta di autonomia. Per i militanti quello che serve in realtà è un vero confronto tra la base e i vertici della Lega. Non abbiamo per nulla vinto, abbiamo preso una sonora batosta, un ridimensionamento e quindi ci si aspettava molto dal federale di Milano, ma a quanto pare non è successo nulla. Fulvio Pettenà, storico amministratore e militante leghista, interpreta ancora una volta la voce della base quando si dice deluso, oltre che dalle urne, dalla mancata reazione dei vertici del partito. Malgrado questo non lo appassiona la fondazione da parte di Umberto Bossi del cosiddetto Comitato del Nord per rilanciare, dice, l'autonomia. È un po' un ritorno alle origini, così per vivacizzare un po' il dibattito politico. Poi escludo che ci siano correnti o ci siano altre formazioni di altri partiti. Ormai quello che è stato, si fa un colpo di frusta e ci si raddrizza immediatamente con iniziative forti, oppure siamo destinati a rimanere a quelle percentuali che a tutt'oggi siamo, anzi forse andremo ancora più in calo. Comitato del Nord, sottolinea Bossi, che nasce all'interno della Lega di Salvini, ma che interpreta la necessità invocata dai militanti di tornare ad ascoltare le istanze del Nord. Secondo me è necessario arrivare ai congressi regionali quanto prima, perché credo che il nostro segretario federale, se anziché essere attorniato da 20 commissari nominati da lui, fosse attorniato da 20 segretari eletti dalla base, avrebbe un contatto col territorio molto migliore, e questo sarebbe a beneficio suo, a beneficio del partito e anche a beneficio dei risultati che potremo portare ai cittadini, che andrebbero incontro alle loro attese. Da colonna della Liga della prima ora e adesso da osservatore esterno, Flavio Tosi ribadisce la sua stima per Bossi, ma non crede che il nuovo progetto possa avere un peso. Che oggi un comitato del Nord interno alla Lega possa spostare del consenso a favore della Lega, questo francamente non so. Cioè, o è la Lega che cambia direzione e torna ad essere la Lega Nord, ma la Lega, ma che ci sia una componente interna nordista, sinceramente non so cosa sposterebbe. La provincia di Belluno avrà il diritto di mantenere all'interno del proprio territorio la totalità dei fondi recuperati dai produttori di energia idroelettrica delle grandi derivazioni. Stamane al Genio Civile di Belluno si è fatto il punto sull'entità dell'introito e su come andranno reinvestiti i capitali.
Finalmente una bella notizia in un momento estremamente difficile, soprattutto legato all'energia. Non nasconde il proprio sollievo il presidente della provincia Roberto Padrina a fronte dell'applicazione della legge regionale 27 del 2020 che prevede che i produttori di energia idroelettrica delle grandi derivazioni siano obbligati a regalare quota parte delle energie prodotte ai territori stessi che ospitano le centrali. La quota prevista è quantificata in 220 kWh per ogni kilowatt di potenza installata. Energia elettrica o il quantitativo monetizzato, quindi euro corrispondenti a questo quantitativo. Infatti sarà proprio tramite trasferimento di capitali che i produttori pagheranno alle province la quota parte che sono obbligati a versare, moltiplicando il quantitativo di energia a debito per il prezzo medio dell'energia stessa nell'anno precedente. Per la provincia di Belluno, che produce il 66% di tutta l'energia idroelettrica veneta e che per disposizione regionale potrà mantenere all'interno del territorio la totalità dei rimborsi previsti, l'importo annuo in ingresso nelle casse provinciali dovrebbe aggirarsi tra i 6 e i 10 milioni di euro, che si aggiungono ai già presenti canoni idrici e che la provincia intende destinare ai settori maggiormente indigenti, primo su tutti quello delle RSA, al fine di contenere l'aumento delle rette mensili. Queste risorse che noi destineremo alle case di riposo, alle sedi scolastiche e anche e soprattutto alle famiglie che hanno un ISEE sotto i 20.000 euro. Questo un po' sono i requisiti dei beneficiari. Ma poi anche su altri filoni, penso alla protezione civile piuttosto che le fasce deboli di cittadini, quindi andare incontro alle esigenze dei cittadini con fasce di reddito più basse e anche alle attività commerciali danneggiate quest'anno in provincia di Belluno dal fatto che i laghi erano bassi a causa della siccità. Fondi che potrebbero essere disponibili già dagli ultimi mesi dell'anno in corso. Questa è una delibera che passa in Consiglio regionale, c'è l'approvazione da parte del Consiglio regionale e entro il 30 novembre i produttori di energia idroelettrica dovrebbero comunicarci i dati precisi e anche fare il trasferimento dei fondi. E dopodiché ci sarà il trasferimento all'ente provincia che si occuperà insieme ai comuni di destinare questi fondi alla destinazione finale. Mercoledì pomeriggio nella chiesa di San Nicolò a Treviso i funerali di Don Canuto Toso, fondatore della Trevisani nel mondo, cerimonia che sarà trasmessa in diretta su Antena 3. 2 ali di gonfaloni in rappresentanza di tutti gli emigranti che l'hanno conosciuto ed apprezzato. Saranno loro che attenderanno mercoledì pomeriggio all'esterno del Tempio di San Nicolò l'arrivo di Don Canuto Toso nel giorno del suo ultimo viaggio. Ennesimo segno tangibile dell'impegno che ha contraddistinto la vita umana e sacerdotale di quello che sarà ricordato come il parroco degli emigranti. È un ricordo triste in questo momento, di tristezza per tutta la nostra associazione. È stato il faro della Trevisani fin dalla sua fondazione dal 1973. È lui quello che l'ha voluta. Aveva la vocazione per dedicarsi alle persone che lavorano. A un certo punto, quando voleva fare il missionario all'estero, è stato convinto a preoccuparsi dei lavoratori anche che vivono in provincia di Treviso, oltre a quelli che vivono all'estero. Quindi ha fondato la Trevisani. Associazione che serviva da ponte tra chi era partito con la valigia di cartone e la propria terra. Ma Don Canuto aveva già capito i cambiamenti del mondo dell'emigrazione, guardando alla Marca molti anni dopo come terra di immigrazione. Don Canuto era vicino anche agli immigrati. Noi siamo un territorio che da territorio di emigranti è diventato territorio di immigrati. Ecco, a questi immigrati noi possiamo, con i nostri valori, possiamo fare scuola, essere di esempio, e quindi questo credo sia il nuovo ruolo della Trevisani. E nel suo testamento morale c'è l'attenzione alla nuova immigrazione trevigiana, quella dei giovani, oggi come ieri, in cerca di un futuro migliore. Sono giovani soprattutto dei cervelli. Da qualche tempo, da qualche anno, Don Canuto si preoccupava molto di questi giovani. Alcuni fanno una scelta e quindi le scelte che vengono fatte meritano solo il rispetto. Altri lo fanno per necessità e quindi a questi nuovi giovani che non vivono l'esperienza drammatica, dura che hanno vissuto gli emigranti storici, ma che si trovano in nuove realtà, comunque sono lontani dal loro contesto, dalle loro abitudini, delle loro tradizioni. E per i tanti che mercoledì vorranno salutare per l'ultima volta questo sacerdote straordinario, Antena 3, in collaborazione con la diocesi, ha predisposto la trasmissione in diretta in streaming dei funerali. Dalle 14.30 sentiremo le testimonianze dirette dei tanti che l'hanno conosciuto ed apprezzato, per poi seguire dalle 15 l'intera cerimonia religiosa.
Eventi nel fine settimana a Padova che si è colorata con numerosi flash mob. Domenica di flash mob a Padova. La città è stata animata da 3 diversi eventi che si sono svolti nelle piazze del centro storico e dei quartieri. Primo flash mob in Piazza del Volontariato in Via Cave, recentemente riqualificata, anche con l'aiuto dei privati. Poi i balli e le coreografie si sono spostate in Piazza delle Erbe, della Frutta e dei Signori, con 2 eventi ispirati al film La La Land. L'obiettivo di questo flash mob è quello di creare un momento inatteso di gioia e intrattenimento che possa far sorridere cittadini e rendere vive le città, non solo nei luoghi più suggestivi, ma anche nei suoi quartieri periferici. In chiusura vi ricordo l'appuntamento questa sera a partire dalle 21:15 in diretta su Antenna 3 con Ring, ospiti Alex Vantini, presidente Coldiretti Verona, Walter De Cassan, presidente Federalberghi Belluno e poi Jonathan Montanariello, consigliere regionale del Partito Democratico, Fulvio Pettenà, rappresentante storico della Lega a Treviso, Elisabetta Gardini, deputato di Fratelli d'Italia ed Enrico Cappelletti, deputato del Movimento 5 Stelle. Appuntamento dunque questa sera dalle 21:15 in diretta su Antenna 3 con Ring. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi e buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al meteo. Si rinforza l'alta pressione di matrice subtropicale, garanzia di tempo stabile e clima molto mite. È la cosiddetta ottobrata, segnata appunto da valori superiori alla media. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto sarà soleggiato, cielo poco nuvoloso con qualche velatura e locali addensamenti, ma innocui, precipitazioni assenti. La stabilità atmosferica potrà favorire la formazione di locali foschie o nebbie in pianura e nelle valli durante la notte e il primo mattino. Temperature gradevoli, minime tra 11 e 13 gradi, massime invece comprese tra i 18 e i 24 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo poco nuvoloso, specie dalla costa alle prealpi. Sulle zone montane e più interne tempo migliore con cielo più sereno. Temperature minime sugli 11-13 gradi, massime intorno ai 18-21 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, sole prevalente anche qui ma con formazione di locali nubi basse nelle ore più fredde. Temperature minime intorno ai 10 gradi, massime sui 22-24 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.